Riparte il 1° giugno il progetto Beach Steward, avviato con grande successo la scorsa estate, per sorvegliare 21 consorzi della spiaggia di Jesolo. L'obiettivo principale del progetto, spiega il sindaco Valerio Zoggia, è dare un maggior senso di sicurezza e fornire informazioni utili ai turisti che soggiornano nella città balneare. Questo progetto è stato pensato ancora l'anno scorso per il numero continuo in aumento soprattutto di venditori abusivi che abbiamo in spiaggia e anche di persone che vanno a chiedere ai nostri turisti di fare massaggi eccetera, e quindi riteniamo che sia opportuno con la distribuzione di quei volantini, di quei librettini che diamo ai nostri turisti, dire cosa non si può fare e quindi delle persone che indirizzano ai nostri turisti su cosa si può e non si può fare in spiaggia. I 12 km di arenile saranno vigilati 7 giorni su 7 da 40 addetti che la Federconsorzi di Renato Cattai ha reclutato da 3 diversi istituti privati di vigilanza. I Beach Steward avranno anche il compito di informare i turisti sui rischi derivanti dall'acquisto di merce di dubbia provenienza. Non va dimenticato infatti che le norme italiane puniscono l'incauto acquisto con una sanzione pecuniaria molto cospicua. Diciamo che gli steward sono stati inseriti nel nostro organico tra gli addetti alla spiaggia non tanto per vigilare ma quantomeno per informare i nostri turisti di quelli che possono essere i rischi che corrono acquistando del materiale contraffatto oppure di farsi massaggiare da persone che non hanno nessuna preparazione a livello medico e nessuna conoscenza. Gli steward, identificabili da tesserino e da speciali divise colorate, saranno dotati di radio portatili attraverso le quali potranno comunicare tra loro e con la centrale operativa della polizia locale per richiedere eventuali interventi tempestivi e mirati. L'attività dei Beach Steward è molto importante, prima di tutto perché c'è un collegamento dal punto di vista informativo. Prima di tutto stando in spiaggia loro riescono a fare una distribuzione capillare delle brochure che abbiamo preparato indicando i divieti, attività questa che prima veniva svolta in maniera molto flebile da parte nostra, mentre adesso viene fatta in maniera chirurgica ad ogni turista. Attraverso la scheda operativa che ci trasmettono ogni giorno interveniamo poi in maniera misurata senza dispersione di personale. Questo prezioso servizio di informazione, ricorda il comandante Claudio Vanin, ha permesso la scorsa estate di ridurre di circa la metà la presenza di venditori abusivi. Un segnale importante nel più complesso obiettivo di una lotta all'abusivismo.